Questa è una manovra che dà ancora una volta la priorità ai temi del lavoro e dell'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro. La nostra economia non sta bene, anzi continua ad essere molto penalizzata. Quello che può fare una regione come la nostra è investire sul capitale umano per rafforzare il sistema imprenditoriale e dall'altra questa è una manovra che riconosce la bontà della formazione professionale, perché nelle scelte che la Giunta ha fatto questa è rimasta una priorità. Ma non c'è solo la manovra di bilancio tra le priorità della regione. A Palazzo Ferrofini gli occhi iniziano ad essere già puntati alle sfide del 2017. Prima fra tutte la richiesta di maggiore autonomia del Veneto rispetto allo Stato centrale, una richiesta che non riguarda solo le scelte economiche. Ancora a marzo del 2016 noi abbiamo in Giunta elaborato un testo che è quello della contrattazione tra la Regione del Veneto e lo Stato su alcune materie. La parte del leone la farà l'istruzione, ovvero la scuola. Noi abbiamo già dimostrato di saper ben governare sul territorio i meccanismi di ricerca del personale, di costruzione dei percorsi formativi, l'abbiamo fatto con la formazione professionale e lo faremo anche con la scuola se lo Stato ce lo permetterà.